Siamo col presidente della San Benedettese Roberto Ciferni. La San Benedettese sta andando bene, la tappa altrettanto, è la tappa di casa, l'ultima del girone centro-nord. Sentiamo il parere del presidente. Mi sembra che la tappa sta andando bene, è stato un grande sforzo della nostra società, perché mettere in piedi queste tribune è stato una cosa più grande di quella che ci immaginavamo. Certo, l'amministrazione comunale ci ha dato una mano, ma noi come società abbiamo fatto tantissimo e quindi, come ho detto anche ieri in conferenza stampa, noi il nostro campionato l'abbiamo vinto qui, con l'organizzazione di questa tappa, di questo stadio permanente. Nella tappa ci aspettiamo insomma di fare 3 partite e 3 vittorie, perché la squadra è buona, però la squadra per vincere il campionato la faremo il prossimo anno. Comunque la qualificazione è alla portata, è probabile che potreste prendere la qualificazione, ma soprattutto voi avete vinto un'altra battaglia, quella della solidarietà, perché ce lo spieghi lei, Presidente? Sì, noi come società ogni anno ci abbiniamo a qualcosa di sociale. Quest'anno abbiamo scelto insomma, di abbinarci a Stefano Borgonovo, perché è un giocatore ex Samb che è rimasto nei cuori dei San Benedettesi e, come dico sempre, i riflettori come si accendono in queste cose si spengono anche, e quindi noi abbiamo voluto riaccenderli, quindi abbiamo fatto una maglia, quindi una raccolta fondi, anche se poi i fondi che si raccoglieranno non saranno grandi cifre, ma più che altro ecco, per riaccendere i riflettori.